che tu non è che non vai più nelle trasmissioni o non fai più trasmissioni, pure perché adesso hai una bambina, hai tante cose da fare, progetti, sei una mamma, il lavoro, le date. Forse la gente pensa che non mettere 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tu stai a casa a fa mamma. Mi piacerebbe, ma non perché cantare non mi piace, perché fare la mamma è il ruolo più impegnativo, ma anche il più bello. Sono scelte che ognuno fa, no? Sì. E sono, quando tu dici magari che mi vedo poco in televisione, è vero, ma Sì. ovviamente, a parte faccio subito un saluto alla famiglia Marigliano che stimo tantissimo. A Enzo Marigliano perché dice, hai la coppa mano, hai ma vieni accompagnatori, subito, Enzo Marigliano. No, te lo giuro, davvero mi è dispiaciuto non Sì. cercare di venire un poco prima. Sì. Loro lo sanno la stima che io ho. Abbiamo sempre fatto dei programmi dove abbiamo fatto la differenza. Abbiamo suonato live, abbiamo fatto dei contenuti bellissimi. Ho fatto radio anche qua, quindi figurati. Però è anche vero che io sono un artista che canta da 20 anni. Si dice che sono un corpo sazio, no? Diciamo di televisioni, di cose. E è anche vero. Ma non fanno ora i feste sorelle, questo è no, dico televisioni o magari far vedere quanto lavoro si fa, il successo che uno ha, la popolarità. Penso sempre che è il pubblico a decretare poi il successo di una persona, ma il successo delle canzoni, sono anche le mie ovviamente, sono quei fenomeni che diciamo ti fanno lavorare di più. Perché magari uno fa una canzone che si ascolta tantissimo, che spopola e tutto quanto, ma quello che conta è l'artista. E se io canto da 20 anni e godo sempre della stima innanzitutto dell'ambiente e poi dei fan, questa è una cosa che le canzoncine non ripagano. Fortunatamente io ho scelto una carriera artistica molto più difficile, perché cerco di emergere con quelle che sono le canzoni, con quelle che sono insomma le cose serie. Non cerco di fare la musica e un gossip anche abbastanza spicciolo, ti dico la verità. Ovviamente io limito quello che è il lavoro, la televisione, proprio al minimo indispensabile, perché sono felice di fare anche la mamma e mi sto sacrificando tantissimo, sia io che mio marito, perché cerchiamo di essere genitori proprio come se non lavorassimo, e tu lo sai il nostro lavoro come impegnativo, come è imprevedibile, soprattutto perché non te lo puoi organizzare. So anche che, come me, per esempio, io Rosellina oggi ha 21 anni e so bene che comunque mia figlia, devo dire la verità, si è cresciuta da sola. Però magari tu... Perché io non ho genitori, non ho nessuno che me la guardava, e tu però comunque fai veramente dei sacrifici, perché... Ovviamente voglio dire, noi abbiamo l'aiuto anche dei nostri genitori, ma limitiamo proprio all'essenziale, tant'è vero che noi a volte ce la portiamo con noi, perché fortunatamente ho un marito che è un papà super, cioè doc, per l'amor di Dio. Infatti buono a tuo sposo però. Poi a dire la verità. Però no, perché poi tu puoi Capemonte, bello e buono, io Gigino Cantone, no, poi lei c'è o sempre Giovinotto sotto là che stava aspettando una 3 ore e tu ancora non arrivavi. No, guarda, guarda, ti dico una cosa, non è, stiamo là. O Giovinotto stiamo là sotto a te aspettare. E tu non 3 capiscono ore. di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del giorno del mio matrimonio, che lei pensa che io sono venuta tardi. Non è vero, sfatiamo questo mito di chi c'era, perché prima di me c'era già un matrimonio. Tu ricordi che c'era già un matrimonio? Ti hai fatto 5 giri per Capemonte. Bravo, 5 di più, tangenziale, papà mi gli è una volta, tangenziale, papà mi perché dovevano allestire la chiesa per me, quindi io non ho fatto tardi, però insomma è così. Dicevo, tu nei momenti importanti della mia vita ci sei sempre stata, come la nascita anche di mia figlia. Madonna, quanto è bello, me la potete registrare questa clip? Un attimino, ma io te lo dico se faccio Enzo, me la registri questa clip che lei dice? Allora, io non rimangio niente. Vai, ridici, ripeti, registriamo tutto, perché a me piace registrare tutto. Ma lo ripeto altre 100 volte. Sì. Perché io sono una persona che quando dice una cosa la pensa, a volte posso sbagliare i termini, in che senso? Sbagliare è umano, quando sbagli tu quando. No, però io sbaglio magari nelle parole, ma il contenuto è quello e lo dico sempre. Quindi te lo ripeto e dico che tu sei l'unica, o magari, ovviamente devo dire, una delle poche, va bene, che c'è sempre stata nei miei momenti importanti, che al di là della musica tu mi hai anche rispettata come persona, ma non rispettata perché tu mi dovevi fare rispetto, per amor di Dio, ma perché sei stata sempre così carina che nei miei momenti importanti di vita, che non fanno parte nemmeno della musica, tu ci sei sempre stata, mentre magari qualcun altro per formalità ha fatto quello che è il ruolo dell'ambiente, quello che è, e ovviamente è venuto meno a delle cose che poi sono state importanti, perché gli artisti finiscono, le persone restano, tutto. Brava, applausi. Uomo fa cantare, se no...
E poi anche viceversa, perché poi nelle mie feste, nel senso che i matrimoni dei miei figli e rose e tutto quanto, lei se non si spegnevano le luci delle location, ma non posso fare, ma già andavo prima e mangiavo. ma andavo prima e te ne hai, infatti. Allora, adesso io ho sede di te, subito dopo scambiamo ancora due chiacchiere perché ci sono tante cose belle che voglio sapere e dobbiamo far sapere al nostro popolo, al tuo popolo e anche a Facebook che ci stanno seguendo, ne sono veramente in tanti. Ciao, ragazzi. Signori, la ciliegina sulla torta di Casa Bonavolta oggi, Emiliana Cantone. Vai. Canto Tu sei l'amore vero. E subito dopo parliamo di questo Va Tu sei benissimo, l'amore vero. vai. Tu sei l'amore vero, questo Tu sei l'amore vero ormai hanno fatto gadget, hanno fatto delle torte, si sono tatuaggi, perché poi Emiliana guarda che Voglio salutare, scusami sì, se ti interrompo, voglio salutare anche l'autore principale perché è lui che ha partorito questa idea, che è Rosario Armani, e poi ho fatto mia questa canzone e quindi ce la siamo firmati insieme giustamente. Però l'arrangiamento invece è di Luca Barbato? No, l'arrangiamento di questo pezzo l'ha fatto Amedeo Perrotta, Ames, sia l'arrangiamento che tutta la produzione, quindi voglio dare il merito anche a loro e li saluto. Tu sei l'amore vero, io sai a volte, per esempio pure vicino al mio cagnolino, dico Madonna mia, è bello, tu sei questa è una frase che non morirà mai, questo diventerà un sempreverdi, un cult, ma ci imparate qualcosa? Un sempreverde, però sì, è signora Maria, c'è Emiliana Cantone oggi, ma parla, questa signora sopra, quando vengono un po' più gli artisti, quelli là un po' non parla. Ascolta solo e guarda. Invece poi quando vengono come complimento, per esempio, che ti posso dire? È venuto Mimmo Taurino e ci siamo messi a ballare un po' che gigli e avresti come si affacciate con le figlie. Cioè, capito? Però poi quando vengono niente. No, sei stato proprio tranquilla, sta facendo i servizi. Allora, che stai preparando? Che stai facendo? Allora, devo sapere. Devi sapere, a parte che questo pezzo sta andando così bene che giustamente ci fa adagiare, in che senso? Adesso comincia la nostra stagione lavorativa, quindi pensiamo a quella, però è anche vero che io... a parte se esce mi fa piacere uscire anche con un singolo estivo, no? Perché noi lavoriamo tantissimo, quindi è giusto arricchire il nostro repertorio quando andiamo al lavoro, però in tutto questo sto preparando il disco, quindi che bello, penso ottobre insomma uscirà. Non in estate, no. No, voglio dire entro quest'anno uscirà, anche perché sono 4 anni che non faccio un disco e devi farlo. Quest'anno a settembre festeggio i miei 20 anni di carriera discografica, perché in realtà canto da molto prima. Scusami, dici? Ti posso organizzare una festa? No, perché mi fa un festone. E allora, una festa? No, un festone. Tu ci vuoi stare nel festone? Amo, ma io non sono brava a organizzare i festoni. No, non ti preoccupare, tu ci riesci. Signora no. Però devo dire a Marigliano che mo che andiamo in vacanze deve pulire un poco qua sotto. Facciamo un festone? Dobbiamo fare un festone. Allora, lo sai che cos'è? Lo facciamo il 2023. Sì, l'anno prossimo lo voglio fare assolutamente, a parte per me, però credimi soprattutto per i miei fan, che io ho una schiera di fan fedelissimi davvero, mi seguono da 20 anni e pensa in 20 anni quante cose cambiano, nel senso che io ho conosciuto che erano bambine, oggi sono mamme, sono molto più grandi seguono di me. Solo te, sono solo fan di Emiliana Cantone. No, è vero, c'è un pubblico molto fedele, ovviamente molto vasto, però questo è il bello perché vedi anche i fan si coltivano nel tempo, quelli che un tempo erano bambini adesso sono mamme, vuol dire che sono sempre piaciuta a quel tipo di gente, cioè di fan. Poi è normale, ogni anno si cerca di accrescere sempre nuovi fan per portarteli nel percorso della tua vita. Insomma, siamo cresciuti insieme. Sì, poi tieni pure 30 anni, voglio dire. Sempre 30 mo tengo, ma allora, 30. quando uno dice tengo 30 anni, tiene 30 anni fino io 40. E allora, come me dice, ma poi tu tieni 58 anni, no, non ne tengo 50 anni, punto. No, tieni 30 anni. No, è vero, ma a parte quando uno se le porta bene, vale pure normale, perché ti porto malamente 30 anni? No, vabbè, però diciamo, a 30, se veramente mi portasse male pure i 30, magari ci sta pure qualcuno se li porta peggio, però a 30 non è che non si ha da preoccupare l'età. Senti, ma tu cose belle comunque ne hai fatte, voglio dire, non è che tu non hai fatto niente, voglio dire, hai fatto pure delle cose sia di piazza, ma tu ti ricordi quando facemmo
il gran finale a Piazza Mercato, qual era la canzone? Ma tu ti ricordi quando Maledizione, a parte la prima Maledizione. volta che sono venuta in piazza, che veramente ero piccola, ho cantato Non sei mai Basta. cantata, non sei mai mancata agli eventi miei di Piazza Mercato, mai, La mai e prima poi mai. volta mi sono Sì. esibita con il Sì. pezzo Basta insieme a Lo Ferrucci. Mamma mia. Io scioccata perché la Sì. piazza la cantava tutta quanta. Io erano veramente le prime volte che Sì. la cantavo, quindi un'emozione bellissima, me la ricordo. E poi un'altra delle volte che mi ha emozionato Sì. è quando praticamente, ti dico pure, era il 2015, quando io intonai è una maledizione. Sì. E la piazza non doveva ancora uscire questo No. pezzo, non era ancora uscito e la piazza la cantò tutta, quindi fu una cosa molto emozionante. Infatti, Mentre tu cantavi, alle tue spalle c'erano i fuochi d'artificio, ti ricordi quelli musicali? Tu lo sai di quanti anni stiamo parlando? era 2015. Bravo. 7 anni Gennaio del 2015, che mo vabbè tutti quanti questi fuochi d'artificio musicali oggi vanno veramente, diciamo... No, però tu... Poi hai fatto pure il teatro, voglio dire, hai allora, fatto quella tesoro, cosa in teatro che anche quella è stata molto poca, ma buona, ma bella fatta teatro per dici il bene. concerto? Sì. Allora, a parte ho fatto teatro, ho fatto film che hanno vinto anche Sì. l'Orso d'Argento, scusami. Sì. Ovviamente per film, no, che ero la protagonista. Sì. Ma ho fatto Sì. un cameo, c'erano le mie canzoni, ho fatto tanto teatro, ho Sì. fatto un concerto, quindi un DVD live, un doppio Ah, disco. quello me lo so conservata. Ho perché- fatto delle e poi mi grandi- sono conservata pure il CD, quello là nel cartoncino, il tuo, quello rosa. Ho cercato sempre di fare delle novità. Ti ricordi quel disco che si apriva in mezzo così? Come no? A finestra. Emiliana, sempre e solo novità, sempre e solo novità. Vabbè, ci difendiamo. Mo E ci penso vediamo. che ci hanno Allora, fatto dei un'altra gestacci. novità e poi subito dopo cantiamo, poi ci abbiamo i saluti. Un'altra novità, tu sei l'amore vero. Mario Gallucci alla Sanità ha scelto di fare l'uovo con il titolo Tu sei l'amore vero. Ovviamente io l'ho fatto con la fotografia tua, di tuo marito e la bimba. Però sai quante persone mi stanno contattando e quante richieste? Anche a me. Mi giro il Bravo. tuo profilo. Sai quante richieste che stanno avendo e Mario? Tante persone, guarda, veramente alzo le mani. Tu sei l'amore vero? È l'uovo di Pasqua negli ultimi anni che tu sei venuta qua a fare per gli artisti, molto ma molto richiesto. Quindi tu sei l'amore mi fa vero. piacere, questo è merito del pubblico, ma devo dire la verità, con questa canzone veramente si è sconvolto un po' tutto. Anche quando per esempio io vado a fare le serenate, la gente pretende, tra virgolette ovviamente, che noi portiamo la scritta dei fuochi Tu sei l'amore vero, ma non è una cosa che portiamo, Non fai tu, no. che portiamo noi. Però tantissime persone, vedendo magari anche altre, credimi, ogni volta che vado a cantare, la maggior parte delle volte c'è sempre la scritta di fuochi, e questa è una manifestazione d'affetto. Io invece grande. quando per esempio con te, con Mario Forte, che voi siete dei ragazzi che comunque avete creato una situazione, io per esempio l'ho fatta la scritta Tu sei l'amore vero, quindi se chiamano la boss per fare le serenate, con la scritta dietro Tu sei l'amore vero, io già Ma io lo organizzato. dico sempre, dovete organizzarvi, io molte Bravo, volte sì. lascio i contatti, Ok. quindi è bello così. Va bene, allora cantiamo l'altra canzone che è E stata... hai scelto tu. Che ti scelti? È una dici. maledizione, è una maledizione. È una maledizione, questa canzone è veramente non è un cavallo di battaglia di Emiliana Cantone, perché non è una canzonetta, è una poesia, è un testo. Emiliana Cantone, Casabonata. Grazie. È una maledizione, questo è un testo, se non sbaglio, del maestro D'Alessio, no? Checco e Gennaro Scuotto. È Gennaro Scotto, che io saluto entrambi a tutti e due, che li stimo e li voglio bene. Amica mia, tu come sai il mio tempo è scaduto. Intanto io voglio ringraziarti veramente di vero cuore, Figurati. perché era impossibile, insomma, no? Che non volevi. No, ci tenevo veramente Sì. a venire, anzi mi ha fatto pure piacere perché era l'ultima puntata, nel L'ultima senso, puntata, di essere venuta, Sì. e grazie Poi sempre- andranno in replica tutte all'estate queste puntate, poi ci saranno degli special che poi sceglierò io, gli artisti, per fare questi special, per mandarle qui in televisione dai fratelli Mariano. Intanto veramente di cuore ringrazio te, ringrazio Enzo, e come ti dico sempre, vai avanti per la tua strada perché tu sei brava, e la differenza è proprio questa: quando uno è brava
la differenza è questa, quindi Ti ringrazio Enzo e poi ringrazio colui che ha sempre creduto in te, lo sai, a Gigino Candolo non mi scordo mai, a vita mia, voglio bene. Fratelli Un bacio a Mariano sono Gigino. alleggerito, ma Enzo è un osso duro pari a mio padre, ve lo voglio dire. Grazie di vero cuore, un bacio a Grazie tua a te. figlia, grazie a tutto il pubblico che mi ha seguito in questi 3 mesi, grazie ai cameraman, alla famiglia Marigliano, grazie a Enzo Calone, grazie ai cameraman e a tutti quanti voi. Quindi se è Buon una lavoro festa, a tutti gli a artisti. tutti quanti, se è una festa volete organizzare la vostra cerimonia dovete chiamare. Vi raccomando, sui social seguite gli artisti. Un bacio dalla boss Ciao, Emiliana ciao a tutti, Cantone. un bacio. Ciao!